Grazie di essere qui a nome della scuola di giornalismo Dino Buzzati, che ovviamente noi abbiamo voluto dedicare a un grandissimo scrittore veneto, ma soprattutto a un grandissimo giornalista nella storia del giornalismo italiano. Il tema di questo incontro è la cura dell'informazione al tempo della crisi. Questa mattina ne abbiamo ragionato con il segretario della Federazione della Stampa, Franco Siddi, e oggi pomeriggio avevamo pensato di sentire il parere di chi è sul pezzo, di chi l'informazione la fa ogni giorno e di chi i problemi dell'informazione li vive quotidianamente. Per far questo abbiamo chiamato una platea di direttori, eccoli qua, che devo dire rappresentano qualitativamente il giornalismo veneto in tutte le sue espressioni, perché abbiamo il direttore della Voce di Rovigo, Draghi, il direttore del Gazzettino Papetti, il direttore di Antena 3 Basso, il direttore del TG3 Veneto Gioia e il caporedattore responsabile della Tribuna di Treviso Marson. Poi Robustelli ha scelto, lui che fa un giornale online, di sedersi là, però è lì, no? E quindi avremo anche la possibilità di sentire un direttore che lavora sul web, quali sono i problemi oggi, no? Stamattina ce n'ha annunciato un po', forse sono soprattutto problemi di possibilità finanziarie, forse sono soprattutto problemi culturali, perché l'accesso al web, dobbiamo convincerci che è il mondo di domani, il giornalismo sarà fatto così, piaccia oppure no, dovremmo abituarci, ma dovremmo anche prepararci a lavorare sul web. I giornalisti italiani non sono del tutto preparati a questo, si stanno formando, vedremo, poi ci spiegherà a che punto siamo. Io direi di partiamo con Draghi. Draghi, la Voce di Rovigo. Io ieri ero a Rovigo, c'era una piazza, una bella piazza del centro, c'erano tutta la voce, ecco, l'informazione dal punto di vista del tuo giornale, ma veramente sta male, è sofferente, ha l'influenza? All'influenza, sì, alla febbre. Beh, intanto vi ringrazio perché io ero là e mi hanno detto, sono venuto qua a studiare, mi portano di qua, non dico a insegnare, ma a dire il mio parere. Io ero qua a ascoltare cosa dicevano gli illustri colleghi, ma insomma sarà la carica di direttore, capelli bianchi, l'accento fiorentino, quindi... Infatti è la voce di Firenze questa. Ecco, esatto, vedi qui c'è un po'... E vabbè, ma sai che i fiorentini vanno in giro sempre, vanno in giro dai tempi dei medici, quindi ogni tanto ci chiamano a fare cose. Allora, io credo veramente di poter rappresentare la voce non di Rovigo, ma proprio del Veneto profondo. Insomma, il Polesine lo sapete più o meno dov'è, ma lo sapete voi che siete veneti, perché se io lo domando in Puglia pensano che sia una parte imprecisata sopra Trieste, non si sa bene, ci sarà stato qualcosa. Sì, nel 51 c'è stata l'alluvione, questo si sa di sicuro. Una provincia relativamente arretrata, è vero che il PIL è superiore a maggior parte dell'Italia, ma rispetto al resto del Veneto è più indietro. Noi facciamo un giornale cartaceo, facciamo un sito web, facciamo una pagina Facebook. Devo dire che numericamente in testa è la pagina Facebook, cioè il nostro dialogo costante con i lettori, e spesso è fonte di informazione ormai. La pagina web va relativamente bene rispetto a una provincia poco informatizzata come la nostra. La banda larga è indietro, tutto è indietro, la gente guarda i siti, ma mica tutti. Io sono riuscito a incontrare persone che non hanno ancora la televisione, quindi guardate, non è detto. Quindi i problemi ci sono e come. Abbiamo poi il cartaceo, il giornale tradizionale. Ma se tu mi dici se il mondo dell'informazione, l'influenza, io ti dico il mondo dell'informazione sta passando una fase in cui influenza mi sembra proprio poco, nel bene e nel male, sta passando una tempesta gigantesca. D'altra parte, l'abbiamo detto stamane, il web 10 anni fa, così come è, non c'era.
non avevamo i telefonini così, non avevamo gli smartphone. 20 anni fa io compravo un aggeggio così della Vodafone e mi pareva di essere chissà che cosa. Il mio precedente direttore, quando c'era le Gazzette, forse vi ricordate, era già avanti perché aveva un telefono in macchina, cioè, quindi questo era il livello in cui ci muovevamo. Tutto cambia. Quindi da una parte, certo, se in realtà noi tendiamo a focalizzare il mondo in cui lavoriamo, io dirigo soprattutto un giornale di carta, i giornali di carta devono per forza cambiare, però discutevamo anche di questo, quando guardate su internet qual è la notizia che voi ritenete vera, a parte quella che vi ha scritto un vostro amico, ma è quella che leggete sul sito di un giornale o di una testata tradizionale. Andate a vedere su Corriere.it, andate a vedere su Gazzettino.it, sulla voce di Rovigo.it, su Repubblica.it, Gazzetta è lo sport, Gazzetta cioè, eccetera, e a quella credete. La notizia che gira così sul web, lo sapete bene, può essere una bufala gigantesca. Allora siamo sempre noi il marchio certificatore delle notizie e credo che su questo dobbiamo lavorare, cioè noi siamo i detentori dei marchi a cui la gente crede, però facciamo qualcosa che è ancora invecchiato. Io vedo un giornalista del futuro, e questo lo dico a chi, ma io credo che chi fa una scuola di giornalismo già lo sappia, che funziona così. Guardate, prima faccio un inciso, poi vi dico, funziona così, ve lo dico fra un minuto. Nei giornali spagnoli, che sono più avanti di noi, hanno provato a fare le redazioni web, poi hanno smesso, perché la redazione web deve girare per il giornale e elemosinare notizie nelle varie redazioni, rompendo le balle alla redazione estera, alla redazione sport, alla redazione cronaca, elemosinando notizie, è una specie di parassita dentro il giornale. No, ecco arrivo, come vedo il giornalista del futuro. Io vedo il giornalista del futuro come un tizio che sa cosa fa, perché il nostro lavoro è mediare fra la fonte e il lettore, spiegare al lettore quello che dice la fonte, spiegarglielo, farglielo capire, andare a cercare, prendere e farglielo capire. E è un tizio che esce con una telecamera, fa un apparecchio simile, fa delle fotografie, fa delle immagini, parla con le persone, prende appunti, torna in un posto o apre un computer, scrive la notizia per il web, va al giornale, nell'edificio giornale, dice la notizia in radio, magari la dice su una web TV digitale, poi scrive il suo approfondimento con calma sulla carta che voi vedrete il giorno dopo. Questo è il giornalista che lavorerà fra un bel po'. Ci potrà essere chi è più specializzato in una cosa, chi meno, soprattutto a livello di quadri, ma a livello di base di giornalista, il giornalista deve essere un cercatore di notizie. E questo è tutto, non ci sarà più forse un giornalista del quotidiano, quello della TV, quello delle agenzie, quello di questo, quello di quell'altro. Forse quelli delle agenzie sì, ma faranno la stessa cosa. Ecco, io la vedo così. Se poi mi dici se c'è bisogno sul mio territorio di informazione, ti dico che a Rovigo manca, cioè la fame, la partita dei pulcini e la notizia di Villanova del Ghebbo sulla sagra paesana o la diamo noi o non la dà nessuno, e questo è comunque la forza della nostra informazione. Allora, intanto ti ringraziamo, vedo Robustari che non ha dei problemi, no? Così, da come lo conosco ho imparato, e poi sentiremo. Allora, questo benedetto giornalista però deve andare fuori a cercarle le notizie, a controllarle poi andando fuori. Però questo benedetto giornalista di norma sta dentro, è al desk,
e gli arrivano delle notizie da parte di corrispondenti oppure gli arrivano da internet o dalle agenzie, e quindi diciamo che forse è diventato lui un giornalista di serie B, perché quello di serie A poi magari non è neanche giornalista professionista, perché è uno che lavora fuori. Allora scusami, volevo passare lo dice qualcuno, risponde qualcun altro. Volevo passare a Papetti. Il Gazzettino da questo punto di vista è l'incrociatore che c'è in Veneto. Ma come mai i giornalisti non vanno più fuori, direttore? Perché tutti quelli che incontro e conosco dicono porca miseria, sto sempre qua. Prego. Ma perché non vanno fuori? Direi che tu prima hai fatto una domanda, hai detto se i giornali oggi hanno l'influenza. Io credo che oggi i giornali hanno un forte problema di deambulazione, da un lato, e un'emicrania importante. Tradotto, i giornali si trovano a vivere contemporaneamente una grande crisi di trasformazione, l'emicrania, e una profondissima e strutturale crisi economica. Tutto ciò comporta un processo di trasformazione in cui noi ci siamo in mezzo. Nel senso che noi stiamo, da un lato, vivendo una stagione in cui, con tutta evidenza, il mercato pubblicitario da un lato e il mercato diffusionale dall'altro, cioè le due principali fonti di entrata dei giornali, non garantiscono più le risorse economiche sufficienti per fare i giornali che noi abbiamo fatto fino adesso, da un lato. Dall'altro è evidente che un numero crescente di persone si approvvigiona di informazioni e di notizie da canali diversi da quelli del quotidiano. Allora, questo sta determinando nella stampa italiana quello che io prima ho definito un processo di trasformazione, ma che è anche un modo elegante per dire un profondo taglio di costi, per cui questo ha fatto sì che le risorse dei giornali sono prevalentemente dei giornalisti assunti, cioè gli articoli 1, ma adesso qua non voglio tediare con questioni che forse sfuggono alla gente, ma anche gli interessano molto. Ma questo accade perché, secondo me, il nostro sistema di informazione, le regole anche contrattuali che governano questo settore non sono più adeguate a questo sistema che sta cambiando. E purtroppo io vedo delle forme di resistenza della nostra categoria che sono destinate inevitabilmente a essere superate. Oggi do alcuni numeri, non per far pubblicità al mio giornale o al sito del Gazzettino, ma che forse danno l'idea delle dimensioni del fenomeno con cui stiamo facendo fare i conti. Il nostro sito nel mese di agosto ha avuto 1.740.000 utenti unici, che vuol dire che 1.700.000 persone hanno aperto almeno una volta il sito. Ora, questi sono numeri che per la carta stampata sono inimmaginabili, sono dimensioni con cui noi siamo ormai disabituati a che fare, perché il numero di lettori di cui il Gazzettino quotidianamente accreditato, vuol dire il numero di persone che si presume leggano ogni giorno il Gazzettino, è di 620.000, se non sbaglio, in base all'ultima Audipress. Quindi voi capite da solo queste due dimensioni di grandezza qual è il tipo di trasformazione. Purtroppo noi affrontiamo questa trasformazione con delle strutture redazionali che sono tutte legate, tutte costruite su un modello di giornale vecchio. Questo ha come conseguenza anche questa situazione, per cui noi abbiamo tenuto dentro le risorse e ci affidiamo poi ai collaboratori sempre più per la scrittura, ma questo con il sito, con lo sviluppo di internet sarà un fenomeno destinato ad accentuarsi
E bisognerà inevitabilmente trovare delle forme che tra l'altro portino nel nostro settore una flessibilità che è molto forte fuori ed è inesistente all'interno. E quindi la trasformazione che stiamo attraversando non è semplicemente, come ci fa comodo ogni tanto pensare, una trasformazione di tipo economico, una trasformazione che interessa solo gli editori, è una trasformazione che interessa profondamente il nostro lavoro di giornalisti, come lo intendiamo, le garanzie che oggi abbiamo, il tipo di approccio che abbiamo alla notizia, anche perché, e su questo poi mi taccio, noi forse senza renderci conto, il rapporto tra lettore e giornalista in virtù di internet è profondamente cambiato, sta profondamente cambiando, non solo per la tempestività, ma perché con l'avvento di internet il lettore non ci sta più a leggere quello che ha scritto il giornalista e ad accettarlo come verità rivelata, perché ha la possibilità di interloquire immediatamente, di contestare, di criticare, di dire subito la sua. Per cui il rapporto tra giornalista, giornale e lettore da questo punto di vista si sta modificando, c'è una domanda di relazione diversa. E anche questi sono cambiamenti importanti. È finita il giornalista in una torre d'avorio, distilla la sua verità, distilla la sua notizia, se c'è qualcosa se ne parla il giorno dopo. No, tu scrivi e il lettore su internet interviene, dice la sua, contesta, tante volte lo fa anche in modo molto vivace, ma questo proprio cambia il sistema dei rapporti, per cui è vero quello che tu hai dato una fotografia di quello che sta succedendo nelle redazioni, nel senso che soprattutto nel nostro territorio. Anche qua do due numeri: io guido 102 giornalisti e ho sul territorio contrattualizzati 860 collaboratori. Quindi questa è la massa di persone che a diverso titolo scrivono per il Gazzettino. Verosimilmente questa massa sarà destinata a aumentare perché ci vorranno persone invece che collaborano con internet. Tutta questa trasformazione avviene in un momento di profonda crisi economica strutturale, perché quando noi parliamo di ripresa degli altri settori, e speriamo che arrivi, sappiamo anche che per quanto riguarda il settore dell'editoria nulla sarà più come prima, perché i livelli del mercato pubblicitario e i livelli di diffusione per ragioni diverse non sono destinati a ritornare a quelli di 10 anni fa. Quindi il settore vuol dire giornalisti a vario titolo, editori, mercato pubblicitario, così dovranno conformarsi a questo nuovo sistema. Secondo me tutto ciò sta avvenendo troppo lentamente. Sì, sta avvenendo troppo lentamente. Un giornalista deve saper scrivere sul web, parlare in radio, fare il servizio televisivo, scrivere un bel articolo, insomma deve essere un tuttologo, deve saper far tutto, però rimane il fatto che una volta uno scriveva un articolo, c'era un capo servizio o comunque un collega anziano che lo rileggeva. Se andava bene, se non andava bene diceva guarda, qui c'è qualcosa che non va, approfondiamo, oppure levava qualche errore di sintassi che qualche volta scappa perché i congiuntivi sono un po' inafferrabili, spesso si confondono con i condizionali, vabbè, ma queste sono cose normali. Oggi però filtri non ce n'è, perché uno scrive il suo articolo da dove si trova, lo prende, lo manda e si ha la sensazione che spesso non lo guardi neanche chi fa il desk al giornale, che sfugga, forse perché ci sono troppe cose che arrivano e non c'è il tempo. Allora io qui vorrei chiudere con i colleghi della carta stampata, c'è Marzon vicino a me alla mia destra, della Tribuna di Treviso, ma è una sensazione la mia oppure effettivamente i pezzi vengono scritti, vengono mandati e Dio provvederà poi, anche se c'è un errore pazienza. Beh, insomma, diciamo che un po' è così.
infatti mi riprendo un po' l'analisi che ha fatto Papetti, e vorrei che la portassimo anche su un piano delle conseguenze che dobbiamo trarre, e tra le conseguenze che dobbiamo trarre c'è quella dell'autocritica. No, allora, abbiamo stabilito che è così come ha descritto Papetti. I giornali, diciamo, il lavoro di desk affidato ai professionisti, che quindi non fanno i cronisti sulla piazza, ma gestiscono il giornale nelle varie piattaforme, cartacea, web, televisiva, quel che l'è, però, e tutte queste piattaforme naturalmente assorbono professionalità all'interno che non è, anche contrattualmente, è più difficilmente affidabile a figure di collaboratori esterni. Quindi i nostri giornali sono, diciamo così, l'informazione dei nostri giornali è in mano ai collaboratori, e lo dico con tutto il rispetto dovuto a grandi professionalità di collaboratori, purtroppo pagati pochissimo per fare un lavoro importante. No? Allora, qui dobbiamo porci un problema, c'è un'altra malattia, aggiungo un'altra malattia tra quelle indicate, che è una malattia mentale, psicologica. Siamo tutti noi un po' sulla linea d'ombra, no? Perché è vero, i giornali fanno i giornalisti, però ci sono anche gli editori, che sono quelli che comunque decidono qual è l'azienda editoriale e qual è il profilo della nostra professione. E allora ci hanno spiegato a varie riprese che il giornalismo che facciamo sulla carta è finito. Ci avevano spiegato che nel 2014 il New York Times avrebbe cessato le pubblicazioni per passare al web, e oggi leggiamo invece che, come dire, il web compra il Washington Post stampato sulla carta. Allora c'è qualcosa che bisogna rimettere in ordine nelle nostre valutazioni. La carta resterà quella locale, che sarà più importante e sicuramente l'ultima a morire, credo, per svariate ragioni, ma resterà anche quella importante, che è quella che in qualche modo stabilisce le regole, è quella che, è vero che l'informazione del web viene attinta dalla stessa informazione della carta, perché è quella che oggi fa l'andatura nella ricerca delle informazioni che poi passano nel web. Non siamo passati ancora a una fase diversa, ma tutto questo ha bisogno, come dire, di una ricollocazione professionale e mentale, stabilire che non siamo finiti, no? Che la nostra professione continua, sarà una professione sulla carta ma anche sul web, e su questo bisogna chiarire molte idee. Per esempio, il web, no? Il web è aperto alle critiche ma anche all'informazione. C'è il cittadino giornalista che attraverso strumenti diretti ci dà delle informazioni, ma scusate, voi li leggete i commenti che arrivano sui nostri siti, no, accanto alle notizie che pubblichiamo? Io sono per abolirli, io sono per chiuderli, perché sono cose impubblicabili, sono livelli assolutamente demenziali di commento. Quindi è un'evoluzione che non so dove ci porterà, ma in questo momento ha bisogno di ristabilire delle regole, che sono regole professionali per fare la carta stampata. No, non è vero che è un prodotto finito, ma perché a monte comunque c'è un problema più generale di lettura, non si vendono giornali, perché anche qui bisogna capire di cosa si parla delle nostre aziende editoriali. La nostra malattia è che non vendiamo giornali o che facciamo cattivi giornali? Tutti e due forse, no? Ecco, allora il problema è di fare dei buoni giornali. Come si fanno buoni giornali? Se lo sapessi, no, non sarei qui, ma sarei editore di un buon giornale. No, non lo so, ma ci proviamo, e credo, no, almeno io la penso così, insomma, che è un problema che definisco semplicemente di qualità. No, per qualità intendo non solo la scrittura e il congiuntivo, ma anche la capacità di raccontare delle storie, e nel raccontare delle storie di capire dove va il mondo. È il nostro mondo. Noi facciamo locali che sono giornali che sono sul territorio, e hanno, come dire, un doppio impegno di altri giornali, perché tu fai un giornale nazionale, scrivi qualsiasi cosa, dice a Venezia hanno istituito la ZTL in canale, ma chi ti smentisce? Forse il sindaco, no? Eccetera, sono titoli inventati, ma se lo fai tu la paghi duramente, perché non solo il sindaco ma il cittadino ti dice: ma cosa scrivi? No, ecco. Allora il primo problema è questo, e dobbiamo avere, credo, maggior rispetto per i nostri lettori, che forse non li conosciamo bene. No? Allora abbiamo stabilito che i giovani non comprano giornali, no? Non comprano giornali. E perché? Non lo so. Attingeranno informazioni da altri strumenti, oppure non gli interessano questo tipo di informazioni. Ma è un nostro compito, come dire, cercare di interpretare le esigenze dei lettori e di raccontare le storie che interessano.
Io racconto un piccolo aneddoto di questi giorni interno, dice ma c'è un meteorite che passa sulla testa, no? E allora molti dicono, interno al giornale, dice ma chi se ne frega, è successo qualcosa, è caduto in testa. No, non è caduto in testa, ma io penso che il mistero del cielo sia più importante di certe miserie della terra in questi giorni, e infatti credo che abbiamo avuto anche un certo riscontro, come dire, in edicola, è così, perché abbiamo capito una storia da raccontare e io per esempio, ma lo dico così molto banalmente, ho preteso, come dire, un grande rigore nel racconto di questa storia. No, attenzione che se scriviamo sciocchezze sul meteorite, no, i nostri lettori sono molto più, come dire, esperti di noi, no? E ci prendono in castagna su sta roba. Allora bisogna cominciare da questo tipo di roba qui, cioè di capire le storie, no? Di scriverle bene, no? Ma soprattutto di essere informati. Poi dentro, ecco, con questo obiettivo poi ci mettiamo anche chi li fa, che tipo di giornalista, eccetera. Ma questo vale anche per il web. No, io qui non distingo le piattaforme, ho molti dubbi che il web così com'è oggi, no, privo di qualsiasi regola, un fiume in piena che porta dentro al mondo dell'informazione qualsiasi cosa e noi ci corriamo dietro perché, vuol dire, il cane che si mangia la coda, qualsiasi cosa arriva sul web e noi ce ne impossessiamo e poiché è sul web è vera, no? E quindi diventa vera anche sul giornale. No, ecco, qualche filtro lo dobbiamo mettere e poi stabiliamo chi lo farà e come ci organizzeremo. Scusa, posso fare un'aggiunta? Sì, scusate. Sì. Io sono molto d'accordo con quanto ha detto Marsona. Aggiungo una cosa, che mutuando una battuta di alcuni anni fa che diceva che con le televisioni si vincono le elezioni ma coi giornali si governa, dico che questo è ancora, anzi è sempre più vero, nel senso che la forza che la carta stampata ha è quella, anche a livello locale, di dettare l'agenda della politica. Cioè noi, se domani scriviamo che a Vittorio Veneto c'è un problema, lo scriviamo noi e lo scrive la Tribuna, la classe politica sono costretti a occuparsene. Aggiungo un'altra cosa, in queste settimane noi abbiamo tutti sentito parlare di questi sfoghi, di questi insulti contro un ministro di colore. Dobbiamo essere consapevoli che se non fossero usciti da Facebook e trasnegando sulla carta stampata, cioè se la carta stampata non li avesse legittimati dandogli sciaguratamente, dico io, dignità politica, sarebbero morti, non sarebbero diventati un caso politico. Allora, da questo punto di vista, la forza della carta stampata, anche se i giornali vendono meno, anche se i giornali sono fatti soprattutto dai collaboratori dal punto di vista della scrittura, anche se rimane una risorsa assolutamente importantissima, è una caratteristica, è un punto di forza che nessuno strumento e nessuna piattaforma è riuscita ancora a toccare, anzi le altre piattaforme hanno bisogno della carta stampata o della televisione di un certo livello per assumere valore di notizia che condiziona, che fa discutere, che fa parlare, altrimenti rischiano di restare in un circuito chiuso importante ma che non incide sui livelli decisionali. Scusate. C'è Robustelli che freme, giustamente, e lo capisco. Siccome sono abituato a guardare i fatti, fino all'altro ieri mi dicevano che il tram era un mezzo superato perché era invasivo, perché le rotaie, poi dopo abbiamo riscoperto il tram e in tutte le città hanno rimesso il tram, sia pure il tram nuovo, però sempre tram è, no? Ce l'avevamo dimenticato. La bicicletta va alla grande, la bicicletta, e c'è da sempre la bicicletta. Il giornale è stampato, andrà sempre avanti, ma però se i ragazzi, scusate il ma però, se i ragazzi di 18 anni non lo leggono, vuol dire che il giornale scenderà, perché se non lo leggono vuol dire che non ci trovano niente di interessante. Allora significa che o lo facciamo in una maniera diversa oppure perderemo quel lettore. Tu dici, a me non interessano sul web, scusa Robustelli, ma vieni qua per favore, a me non interessano
le considerazioni di certi lettori spesso sono blasfeme, cioè, hai ragione, però ti danno anche l'opportunità di capire come reagisce a freddo, subito, appena letta una notizia, un lettore, e reagisce sia sulla qualità della notizia, su come è stata posta, e ho un riscontro immediato che sul giornale lo posso leggere, se mi va bene, l'indomani o 2 giorni dopo. Allora vuol dire che il web ha una sua funzione, è come una pistola, è un mitragliatore, spara e spara in continuazione, mentre il giornale c'ha qualche problema a sparare in continuazione. Questo non significa che il giornale sia superato, assolutamente no. Certo, deve essere fatto meglio però, perché io da un giornale cerco non solo la notizia che già mi arriva da altre parti, ma cercherei un approfondimento sulla meteorite, su quello che vuoi, un discorso politico più allargato, ma siamo proprio sicuri che sul web non si può fare un tipo di informazione anche politica un po' approfondita? Dai Robustelli, sbrigati che chiudiamo questa fase, perché ti vedo, giustamente, tu fai lavori col web. No, io volevo dire una cosa, è vero, io dirigo un sito web e adesso, dopo che questo sito web si è affermato a Bruxelles, adesso stiamo andando anche noi sulla carta, cioè stiamo facendo un altro prodotto che non ha niente a che fare con l'informazione europea, il mio sito specializzato sull'informazione europea, stiamo pensando a un altro prodotto che è di carta e che di quelle cose, diciamo così, da leggere, cioè ci saranno delle cose che uno legge, si mette in poltrona per il piacere di leggere delle cose, e sono sono poche cose, perché le notizie, la notizia tu la trovi appunto sul sito di Repubblica, lì è il piacere della lettura. Secondo me una cosa che ha detto il direttore del Gazzettino, sulla quale non sono d'accordo invece, è che dice se noi dei giornali di carta non diciamo qualcosa, questo qualcosa non diventa fenomeno, non eccita i politici, non diventa un problema politico. Non è vero, lo è, ma non lo si vede, e lo si sente quando vai a votare, e lo si sente quando i giornali non li vendi più. Cioè Facebook, io ho un sito internet dove il 70% degli accessi, come diceva Draghi, viene da Facebook. Cioè Facebook è il grande vettore di queste cose, e dobbiamo renderci conto che le persone vedono Facebook, i ragazzi che non comprano il giornale adesso sono gli adulti che non lo compreranno domani, quindi c'è una serie di problemi che vanno considerati e vanno valutati con una mente nuova e una mente aperta. Hai visto il caso di Pubblico, il giornale di Telese, sembrava dove sei, ha chiuso dopo neanche 3 mesi, perché un giornale di carta costa, perché un giornale di carta, anche se lo fa un giovane, anche se lo fa moderno, ha degli appesantimenti che non riesci a gestire. Io sono convinto come voi che i giornali di carta resteranno, perché c'è tutta una grande parte di informazione che va fatta lì, che si può fare solo lì perché viene fruita diversamente. Però non crediate che non si possano fare sui siti dibattiti seri, avere interventi seri, anzi sui siti c'è il fatto che tu puoi farlo e riprendere automaticamente una cosa scritta un mese prima con più facilità che sul giornale di carta, che non ce l'hai più. Cioè se tu fai una serie di interventi su un tema sul tuo giornale, l'editoriale di 5 giorni fa il lettore magari non lo trova più, su internet lo trovi. Quindi questa misura va tenuta presente con più attenzione. Sì, però io devo dare anche ragione al direttore Papetti, prima, perché in effetti ricordo che a Bolzano, vicino Merano, un 1° aprile ci fu un episodio strano. Un pastore, perché là c'erano ancora i pastori che vanno poi in Svizzera, aveva visto un UFO, un disco volante che era così a mezz'aria in una radura. La notizia fu data dal Tagesschau, il telegiornale in lingua tedesca di Bolzano, fu ripresa dall'Alto Adige, sempre notiziole, per carità, però non si è accorto nessuno. Poi finì sul Corriere della Sera, è sempre una notiziola in colonna eccetera, e lì abbiamo scoperto
che c'era un UFO, e da lì qualcuno ha detto: ma porca miseria, ma come? Un UFO là, e le autorità? E allora hanno chiesto alla prefettura di Bolzano, al commissariato del governo di Bolzano, ma come mai non avete approfondito? E là hanno risposto: ma era il 1° aprile, non se n'è accorto nessuno? Quindi è vero, fino a che non finisce sul giornale, una notizia non riesce a deflagrare No, ma guarda completamente. Che poi lui, in realtà non abbiamo detto delle cose molto diverse, perché io non ho detto che l'online non influenza la politica, sarei folle. Obama e lo stesso Beppe Grillo ne sono un'evidente dimostrazione. Anzi, ho usato prima la battuta che con la televisione, avrei potuto dire anche con internet, si vincono le elezioni, ma non si governa, non si condiziona la politica. Dico che soprattutto per quanto riguarda i nostri giornali, che preferisco chiamare giornali di vicinanza, la capacità che ha la carta stampata di condizionare i livelli decisionali della politica o più complessivamente dell'establishment è ancora elevatissima. Non dico che sia un'esclusiva della carta stampata, però c'è un gap tra carta stampata e mondo online da questo punto di vista molto 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 forte, e che è dal punto di vista della carta stampata un elemento di forza, tutto qua. Certo. È evidente. Sei d'accordo, Draghi? Avrei scommesso qualunque cosa che a un certo punto loro sarebbero andati sulla carta. Quei siti internet funzionano così, perché vanno benissimo, poi a un certo punto salta fuori la carta, e se non è la carta è qualcosa che ci assomiglia molto. Devo dire che a oggi il mezzo più utilizzato in Italia resta la TV. Cioè, quello che noi stiamo dicendo dei mezzi di carta, perché abbiamo una visione, come dire, è chiaro, io sono 30 anni, lavoro nella carta, ahimè, e così la vedo, ma bisogna dire che la gente guarda la televisione e si guarda un bel telegiornale, quindi un altro strumento che ci dice se una cosa teoricamente è vera, per me è vera, e se la vede in un telegiornale. E quindi se la vedo scritta sulla carta è certificata, se la vedo in un telegiornale, urca, talvolta anche di più, anzi siamo spesso noi, ci inseguiamo l'uno con l'altro. Devo dire che proprio il gruppo dell'amico Marzon cerca di fare un ping pong fra carta e web, per cui i richiami l'uno con l'altro. Raccontavo agli stimati colleghi che ieri per la prima volta abbiamo messo un contenuto, c'è qualcosa da vedere, per farvi sorridere, è la performance di una sexy DJ, che quindi può avere un certo interesse in un pubblico interessato a vedere le signorine poco vestite, ma molto brava, molto professionale, fa anche il Pilates burlesque, per sua informazione. Ecco, e questo contenuto, che è un filmatino, non l'ho messo sul web, l'ho messo come contenuto aggiuntivo dell'edizione digitale a pagamento del mio giornale. Cioè, se ti vai a comprare l'edizione digitale a pagamento, per cui il giornale di carta, che noi chiamiamo di carta, è, diciamo, quella forma che oggi gli editori cercano di vendere in due maniere. Una è l'edizione di carta che compri in edicola, e l'altra è l'edizione uguale a quella della carta, ma nel mio caso dico magari con contenuti aggiuntivi, che tu vendi sul web. Perché il nostro problema è riuscire a venderla l'informazione, e rimane quella, vendere. Noi vendiamo due cose: copie di carta e spazi sulla carta. Dobbiamo riuscire a vendere anche copie digitali e spazi sul digitale. Questo non è assolutamente facile, però ci contiamo, o almeno ci contiamo per il futuro. Per il resto sono sostanzialmente d'accordo, abbiamo detto cose interessanti nel prefigurare un qualche futuro, non ci siamo messi, non mi sembra di sentire dai colleghi, e mi fa piacere, il pianto e il lamento tipico del periodo di crisi, ma comunque una certa sensazione del fatto che sì, ma quello lo possiamo pure fare, però dobbiamo anche pensare che questo resta per me il secolo dell'informazione. Ma certo, cioè, sì. Quindi credo, noi sappiamo che quello che noi vediamo sui giornali relativamente alla Siria potrebbe scatenare non so se una guerra mondiale, ma qualcosa che ci assomiglia. Quindi voglio dire,
quello che accade. Noi sappiamo oggi quello che succede a Pechino e le azioni che io ho alla Borsa di Milano crollano o salgono, quindi è estremamente importante quello che dà l'informazione. Sì, mi ricordo che un collega mi aveva spiegato come era deflagrata la notizia dell'uccisione di Osama Bin Laden, che l'aveva mandata. Uno aveva saputo che erano andati a cercare Osama Bin Laden e stavolta andavano a colpo sicuro, però non aveva la notizia che era stato ucciso. Comunque lui ha mandato sul suo blog, l'ha scritto sul suo blog, e il suo blog è un giornalista canadese, il suo blog è stato ripreso in Canada da un'agenzia e l'agenzia ha detto che Osama Bin Laden era stato ucciso. E poi è arrivata in tutto il mondo, però la notizia dell'uccisione vera, quella ufficiale, è arrivata parecchio dopo. Quindi i nostri mezzi di comunicazione sono velocissimi, qualche volta però esageriamo anche e qualche volta ci fanno vedere delle cose in cui non si capisce niente. Per esempio, sulla Siria io non ci ho capito ancora niente, onestamente lo dico, almeno le immagini che mi arrivano in televisione non mi fanno capire non dico chi ha ragione o chi ha torto. Sto solo dicendoti che se fossimo stati nel 1800, quello che succedeva in Siria ci arrivava fra un mese. Verissimo. Via nave o via telegrafo. Ma volevo introdurre un dato. Le nuove tecnologie ci danno anche la possibilità di fare disinformazione e a piene mani, e spesso poi dobbiamo recuperare la realtà in maniera complessa. Comunque io vorrei passare adesso alla televisione, visto che ci hai introdotto tu, che mi pare che sia una piattaforma che sta bene come mezzo, poi come... dai, basso, su, parlaci un po' tu. Non voglio, perché prima ho parlato di influenza, dovevo dire polmonite. Allora, in generale io credo che in questo momento l'informazione tutta sia con il cuore un po' affaticato. Cuore un po' affaticato perché ci sono tutta una serie di problemi probabilmente legati soprattutto problemi legati alle questioni economiche, inutile nasconderlo, inutile che ci nascondiamo, insomma. La crisi coinvolge in modo forte anche il settore dell'informazione, parlo dei giornali, parlo ancora di più delle televisioni, e poi credo che sia affaticato anche per i problemi che evidenziavano prima i due direttori di quotidiani, con dei giornalisti che sono più seduti a fare desk che ad uscire e quindi a scoprire delle storie per poi raccontarle. Ecco, quindi questa distanza che esiste, che diventa sempre più forte tra il giornalista e il territorio, questo sicuramente impoverisce il cuore di chi invece il cuore dovrebbe mettercelo nelle storie che racconta. Ecco, per questo anche sui giornali di storie forse ne troviamo meno, ma ne troviamo molte meno anche da noi. Tornando al discorso del web, ecco, una cosa che volevo dire, adesso noi stiamo ragionando sullo stato dell'informazione e sulle eventuali cure per rimetterla in piedi. A me piacerebbe anche sentire qualche volta lo stato d'animo di chi c'è dall'altra parte, cioè del lettore e del telespettatore, per cercare di capire se alla fine realmente riusciamo a interpretare quello che il telespettatore vuol vedere o quello che il lettore vorrebbe leggere. Io lo dico, io ho pochissimo tempo per leggere i giornali, faccio una rassegna stampa molto veloce alla mattina. Nei giorni in cui sono libero, sono a casa, i giornali io li prendo, li guardo, però è anche vero che io mi scoraggio quando ad esempio in certi quotidiani, mi riferisco in modo particolare a quotidiani nazionali, mi trovo 10, 12, 13 pagine su una questione, parliamo di Berlusconi piuttosto che della Siria, cioè secondo me ce n'è troppa, e poi secondo me ci sono troppe notizie che girano e che circolano, alcune incontrollate. Dicevamo prima che il web getta immediatamente in mischia la notizia, a volte senza verifiche. Le notizie quando sono in rete sono delle bombe
delle esplosioni pazzesche. Io ricordo qualche anno fa, noi non avevamo ancora un sito, il nostro sito è nato, il sito di notizie è nato circa un mese fa. Qualche anno fa, nel tardo pomeriggio, quindi mettiamo che in quel momento fosse la televisione il sito, in quel momento abbiamo avuto la notizia che un bambino di 5 anni, 4 anni di Zero Branco che era stato investito dalla madre in una manovra in retromarcia, che era stato ricoverato, era stata data la morte cerebrale del bambino. In quel momento alcuni siti hanno pubblicato la notizia che il bambino era morto. Noi ci siamo fermati, abbiamo cercato di raffreddare un attimo questa spinta, no, che capita sempre quando si sente aria di notizia, e non l'abbiamo data. Abbiamo dato lo stato clinico del ragazzino. Risultato: il ragazzino poi è sopravvissuto. Abbiamo fatto, tra l'altro, era l'anno dell'ostensorio al santo, un talk show con i genitori di quel bambino, con i medici che lo avevano curato, e dal loro punto di vista si era trattato di un miracolo. Ecco, questo per dire che a volte proprio la fretta, l'ansia, quell'ansia che noi possiamo anche mettere ai telespettatori o ai lettori, a volte può fare anche dei danni molto gravi. Per quanto mi riguarda, cerco anche di trovare delle formule nuove per offrire al telespettatore delle occasioni diverse. Noi abbiamo delle segreterie telefoniche dove lasciano i messaggi per quanto riguarda il problema della strada piuttosto che della stazione e via dicendo. C'erano tantissime telefonate che ci dicevano: siamo stanchi di sentir parlare di crisi, di sentir parlare di morti, di sentir parlare di questo, vogliamo buone notizie. Abbiamo aperto questa rubrica di buone notizie per dare un senso, insomma, di speranza. Non ne arrivano tantissime, però quando arrivano ci piace raccontarle. Ne è arrivata una, tra l'altro, non tantissimo tempo fa, proprio dal Rodigino, e con questo concludo. L'avevano segnalata i carabinieri. Era la storia di un pensionato che, portando a passeggio il cane lungo l'argine del Po, aveva trovato un portafoglio. All'interno del portafoglio c'erano 1.000 euro. Questo accadeva la sera. Il pensionato ha cercato di andare ai carabinieri, la stazione dei carabinieri era chiusa, non ha dormito tutta la notte, è tornato dai carabinieri il giorno dopo e ha restituito il portafoglio. Un pensionato da 500 euro al mese, con una moglie a casa, che probabilmente con tutti i problemi che hanno i pensionati, si è sentito di fare questo nobile gesto. Chissà quanti li avrebbero trattenuti quei soldi. Siamo andati a intervistarlo, ci è piaciuto raccontare questa storia perché questo anziano, con le lacrime agli occhi e con sua moglie che piangeva, ha detto: no, per carità, noi non potevamo tenere questi soldi, perché questi soldi potevano appartenere ad una persona che ha dei bambini e quei soldi gli dovevano servire per finire il mese. Questo sta a dimostrare appunto anche la natura di persone come queste, persone che hanno sudato, che hanno faticato per guadagnare il denaro e che quindi non credono che il denaro sia una cosa facile da slot machine o da gratta e vinci, e quindi anche questi piccoli segnali credo che possano servire, se trasmessi, per dare un po' di ossigeno e per togliere un po' di ansia di informazione a chi ci ascolta o a chi ci legge. Grazie. Sì, è vero, si guarda il telegiornale e uno si spaventa, perché allora quello l'hanno ammazzato là, quella è stata stuprata dall'altra parte, il femminicidio, la ministra che dice non siete razzisti ma quasi, il centro di accoglienza che scoppia. È vero, è angosciante, però è anche la realtà che è angosciante di fatto. Senti Gioia, ma mi dicevano una volta che la sera, prima di chiudere il giornale, i direttori della carta stampata volevano vedere il TG1, poi dopo aver visto mi dicevano
dopo aver visto il TG1, grosso modo regolavano il titolo. Mi dicevano che Ho lavorato in un giornale che lo registrava il TG1. Bravo, tu lo registravi perché non avevi tempo. Io però ho lavorato con dei direttori che a quell'ora lo guardavano e poi dicevano no, come primo titolo non mettiamo quello, è meglio quello del TG1. Comunque, vabbè. C'è una certa catena di solidarietà, vorrei partire da qui perché non teniamoci le cose dentro, una catena di solidarietà tra carta stampata, radio, televisione in andata e in ritorno? Ma una catena di solidarietà non lo so, penso di sì, ogni tanto anche la televisione guarda anche la rassegna stampa, per fare l'ultima edizione magari si collega con la rassegna stampa in cui c'è qualche titolo. Io per esempio quella del Gazzettino, della Tribuna, tanto per non far torto a nessuno, mi piace vederla per vedere se magari ho già preso il buco oppure non. Io ho fatto anche un po' cronista di carta stampata, è cambiato un po' l'atmosfera. Io quando ero capocronista a Mestre della Nuova Venezia, roba così eccetera, mi precipitavo ogni tanto la sera a Piazzale Roma, dove c'era la sana abitudine del Gazzettino di avere uno strillone che a mezzanotte portava il giornale. Non c'è più e questo mi dispiace. È alle 5:30. E quindi era un modo anche per vedere come i giornali, come avevano impostato la televisione, soprattutto la RAI dove io lavoro, sta diventando eccessivamente ansiogena. Mi rifaccio un po' a quello che ha detto Domenico Basso. Esempio stupido ma indicativo: le previsioni del tempo. È incredibile, d'estate c'è caldo, d'inverno c'è freddo, ma questo viene vissuto come una roba, temperature al di fuori della norma, i 27-28 gradi d'estate o i 5-3 gradi, 0 gradi. Cioè è la tendenza a spettacolarizzare tutto, anche le previsioni del tempo che dovrebbero essere asettiche, insomma, tranne che non ci siano temporali o robe varie. Cioè la televisione sta vivendo un passaggio da quella che io definisco l'età del Medioevo a un momento più ansiogeno, proprio perché bisogna dare notizie in fretta, edizioni su edizioni, Rai News, Sky TV, questo per quello che riguarda l'informazione nazionale, ma anche a livello regionale ogni emittente ha il sito web, la notizia, l'aggiornamento, l'online, le edizioni che si susseguono. Per cui anche lo spettatore viene bombardato da tutta una serie di notizie che spesso sono anche perfettamente inutili, perché se io faccio un'edizione alle 3 e poi devo fare un'edizione alle 5, la notizia è quella, quindi non è che ci siano grandi cambiamenti, però tu devi essere continuamente bombardato da queste notizie. Parlavo di Medioevo e cose, perché è cambiato il modo anche di fare la televisione, perché dalla struttura, mi riferisco sempre alla RAI, le TV private hanno avuto sin da subito un'articolazione più agile, ma insomma da noi c'è il giornalista, l'operatore, il montatore, una volta c'era anche il fonico, cioè c'erano delle figure professionali che portavano a dei costi notevolissimi e comunque c'erano delle professionalità che erano divise. Un buon servizio era 33% le immagini che giravi, 33% un commento accettabile e 33% un montaggio efficace, ovvero la possibilità. Adesso qua ho visto che ci sono dei ragazzi o delle ragazze che hanno vissuto l'esperienza del master in giornalismo dove si insegna. Adesso i ragazzi sono abituati a fare le riprese, a farci il commento su e possibilmente anche ad avere elementi di montaggio quindi c'è stata una contrazione di costi che ha portato a una perdita di professionalità comunque, perché un prodotto costruito con 3 professionalità è sicuramente meglio costruito rispetto a quello dell'unica persona che si deve fare le 3 cose, perché i tempi, le capacità di riflessione, le interviste, le robe eccetera
più frettolose. Questa contrazione di costi ha portato semplicemente a uno scadimento di qualità complessiva. Vi invito a vedere il TG1, lo abbiamo citato prima come esempio di cose, e molto spesso appaiono dei servizi, delle cose fatte con immagini amatoriali o con immagini tratte da YouTube, da YouReport, cose che erano inconcepibili fino a pochi anni fa, perché il formale TG1 non avrebbe mai accettato di mandare in onda. È cambiato il mondo, quindi stiamo entrando in questa fase di rinascimento, di novità. Anche perché l'innovazione tecnologica ha già tagliato tutto. Una volta per spedire un pezzo bisognava chiamare i ponti, mettersi in contatto, Venezia chiama Roma, Roma risponde sì, ti prendo. Adesso c'è tutta una capacità tecnologica che consente di tagliare anche questi tempi. Il frutto di tutto questo non è un miglioramento e non è un discorso da reducista, però sicuramente la fretta, la necessità di offrire un prodotto continuamente aggiornato porta anche a delle perversioni, come io dico, su cui bisogna riflettere. Magari la tendenza è quella lì, non ci saranno possibilità di ritorno, però bisogna riflettere su questo. La televisione comunque resta ancora, io sono d'accordo con chi diceva prima, che è la certificazione di una notizia, nel senso che sia a livello nazionale, non so, la parte politica, così, è quella che definisce lo stato di salute dei governi, dei partiti, delle robe eccetera. A volte è pallosissima, nel senso che i pastoni politici in cui si riportano le robe, però ancora rappresenta un punto di riferimento che è indispensabile. A livello regionale succede poi un'altra cosa, ecco, fra me e Basso non c'è nessuna rivalità, ci conosciamo da troppo tempo. L'unica differenza che abbiamo che esiste tra una televisione privata che si occupa di un territorio, noi riusciamo a far diventare un tema, una notizia, una cosa, anche un caso a livello nazionale, cioè la nostra possibilità di fare di un fatto che succede a Venezia, a Padova o a Belluno e mandarla quindi sui telegiornali nazionali TG1, TG2 o sulle rubriche Uno Mattina, questo ci consente di avere ancora una capacità di influire nel dibattito a livello nazionale. Molto spesso si dice il Veneto gigante economico, almeno si diceva una volta, adesso è un po' un gigante un po' acciaccato, ma nano politico, ovvero noi siamo ancora quelli di signore e signori, ma lo vivo anch'io ogni giorno. Noi ogni giorno ci sentiamo con i romani, con TG1, TG2, cosa che avè. La notizia che ha più fatto riflettere è stata, non so se vi ricordate, una agendina lasciata da un'avvocatessa di Treviso in cui aveva fatto la classifica dei suoi amanti che aveva avuto nel frattempo. Siamo ancora a questo, cioè nonostante ci sia il fenomeno nord-est, la capacità economica, la grande cultura, la mostra del cinema e il campiello, devo chiudere? Sì. Ecco, volevo dire che ancora c'è anche un gap culturale che ci impedisce di avere delle rappresentazioni, soprattutto delle realtà locali eccetera, a livello nazionale molto meno provinciali di quelle a cui siamo abituati. Insomma, la televisione costa, è ancora il mezzo più autorevole, forse, fra virgolette, che c'è da fare, però ci stiamo avviando a qualcosa di cui è difficile capire il futuro. Grazie Gioia, io ti volevo interrompere perché il dottor Papetti deve andare in redazione, deve andare a vedere il giornale, no? E allora volevo salutarlo e consentirgli di andare via, ma noi possiamo un attimo rimanere perché io vorrei sentire le domande se ci sono, però ho una perplessità, scusami, te la devo dire. Io non sono un militarista, però mi piacciono gli alpini. Per vedere la sfilata degli alpini ho dovuto guardare Antena 3 che mi ha fatto una testa come un pallone, no? E ho visto tutti gli alpini, ma tutti li ho visti, no? Poi potevo chiudere e andarmene via quando volevo, ma mi ha dato questa possibilità.
Quando c'è stata l'alluvione andavano a rullo, un momento dietro l'altro, quindi sul territorio avevano, direi, qui non è che voglio fare i complimenti a nessuno perché poi non sono neanche capace, però mi ha dato la possibilità di seguirlo un attimo dietro l'altro, quindi credo che ci siano degli strumenti che possono servire in un senso e nell'altro. Se voglio sapere tutto quello che mi sta succedendo intorno a Treviso, credo che devo aprire Antena 3, ma non perché sul TG3 Veneto non c'è, ma ce n'è una porzione inferiore, ecco, tutto qua, ecco. No, su questo volevo solo dire. Sì, dilla. Ma è chiaro che su un'edizione provinciale ci saranno 10, noi abbiamo purtroppo i tempi contingentati, 20 minuti di telegiornale e devo dare una rappresentazione regionale. È chiaro che su Treviso Domenico Basso ha 10 notizie in più di me ed è anche giusto che sia così. Io devo avere questa grande capacità, che a volte c'è, a volte non c'è, di individuare un servizio, un argomento eccetera che occasionalmente succede a Venezia ma che possa avere valenza anche per chi abita a Treviso, robe così. È chiaro che nel confronto di quantità di notizie per edizione provinciale la battaglia non c'è. Io volevo fare un complimento a Basso, tutto qua, no? Si capiva, no? Allora, chi è che vuole fare qualche domanda e vuole magari approfondire qualcosa che a noi è sfuggito? Posso dire una cosa? Per Bacco. Si è parlato di... io al bene e alle notizie buone credo poco. In America hanno provato a fare un quotidiano che pubblicasse solo buone notizie, è durato 7 giorni. E poi, come diceva Dostoevsky, nel bene non c'è grandezza, quindi i lettori se ne accorgerebbero subito. La grandezza è nel male, ecco perché cercano, perché sono quelle le cose. Ma a proposito di quello che si diceva prima, io credo che uno dei problemi dell'informazione oggi sia che alla qualità ha scelto la quantità. Noi abbiamo una tempesta di notizie, iniziano la mattina, finiscono la notte tardi, quasi si riallacciano, non c'è una soluzione, sono notizie dietro l'altra, però questo non vuol dire che sia la qualità. Se voi provate a guardare dei canali digitali della RAI, alcune vecchie inchieste, alcuni vecchi servizi, faccio un nome, Sergio Zavoli, tanto per cambiare, e vi accorgete, guardando, che la qualità è profondamente diversa e la riflessione che fate sulle notizie di ieri o di oggi, perché poi i temi rimangono sempre uguali, il terrorismo era ieri ed è oggi, e la riflessione che fate è completamente diversa da quella che si può fare oggi, il che vuol dire allora che ancora una volta quello che vale non è la quantità di notizie che si danno, quanto la qualità. E per finire, così io chiudo, ed è una specie anche di domanda, io credo che per adesso la carta stampata dal web prenda soltanto quello che gli occorre. Cioè, voi avete visto negli ultimi giorni le fotografie dell'uomo di Brescia che ha ucciso l'amante brasiliana sono prese da Facebook, il filmato delle macchine che insegue i disturbatori, li ammazza e per poi dire ma io non volevo farlo, è preso da Facebook, da YouTube. Cioè tutto quello che occorre viene preso, raccolto e per ora si serve di questo, non c'è uno scambio diverso. Non c'è anche lì non è una, è quello che mi occorre, lo porto via. Ma l'alluvione di Genova, noi l'abbiamo vista grazie alle immagini di una signora che dalla finestra le ha riprese col telefonino, e sono le immagini più drammatiche, proprio perché alle altre televisioni non ce l'avevano. E poi la prima a intervenire è stata quella televisione locale di Genova, non mi ricordo il nome adesso, ma tutte quelle immagini poi sono finite sui canali nazionali, questo è evidente. Cioè il discorso che tutti siamo giornalisti ormai è vero, perché se gli strumenti che abbiamo, il telefonino con cui andiamo e altri mezzi ci consentono di riprendere spezzoni di realtà che altrimenti ci sfuggirebbero, e li mettono a disposizione dei giornali, dell'online, della televisione e anche della radio quando c'è per lo spezzone di sonoro. Parlavamo di multimedialità, la multimedialità è proprio questa. Dopodiché chi è il giornalista oggi? È uno che dà delle notizie e basta? Se è così, se le dà senza controllarle non è niente, perché chiunque lo può fare, non c'è bisogno di uno che fa un esame, che venga pagato in una certa maniera. Come no, è possibile. No, il problema adesso è questo, la verità è che non siamo tutti giornalisti, siamo tutti testimoni.
bisogna capire se siamo testimoni affidabili o meno, non noi, la gente che non fa il nostro mestiere, perché il fronte adesso su internet, che bene o male viene letto da sempre più milioni di persone, cioè io ho una minima testata ma la leggono decine di migliaia di persone al mese, e il fronte è quello lì di riuscire a distinguere, accennavamo stamattina con Siddi, il bollino di qualità in qualche modo delle testate vere che fanno giornalismo vero e quindi verificano le notizie, sono scritte da chi le sa scrivere o che via, anche se poi utilizzi materiale che magari ti viene dalla gente, e le cose che non sono testate, che raccolgono umori, raccolgono colori, raccolgono foto, immagini o testi. Quello è il fronte, cioè distinguere la notizia. Mentre io compro il Gazzettino, la Tribuna, sono certo che quello che leggo è vero, se apro un sito internet tot.it non posso saperlo, e se non ho gli strumenti per valutarlo vengo deviato, e quindi anche il discorso sull'importanza democratica dell'informazione muore. Senti, come no, sono 3 ore che devi parlare, ti ho sempre stoppato ma adesso non più. No, ma perché credo che sia fuori discussione questo concetto, cioè le piattaforme su cui si svolge l'informazione sono tutte, come dire, ottime, perfette, no, è il mondo, è come dire che fermiamo la pioggia, non si ferma la pioggia quando arriva, ci mettiamo l'ombrello, no, ma il mondo oggi va così, l'informazione va in questo modo qua. Il problema è, come dire, se tutte queste informazioni, questo fiume in pieno di informazione è tutto buono o non è tutto buono, e se c'è un vigile che stabilisce che questa informazione qua va, come dire, in un torrente e l'altra va in un altro canale. Questo è il punto vero, no? Perché se noi raccogliamo tutto e consideriamo tutta informazione, credo che ci sia un problema che semplicemente va sotto il nome di buona informazione. Qui oggi manca, come dire, credo c'è una sedia vuota, no? Che è l'ufficio marketing, no? E che vale per i giornali, vale per la televisione, in televisione si chiama auditor, per i giornali si chiama lettori, per il web si chiama utenti, no? Si chiama accessi, eccetera. Però c'è un problema del mercato, no? Che, come dire, è dietro di noi e incombe su di noi. Quando il collega prima diceva ma io ho messo nel sito del giornale quella cosa un po' così, posso dirlo, cioè l'ha fatto con una certa astuzia commerciale, stiamo parlando di marketing, no? Allora un po' è questo che credo sia il problema dell'informazione, non è tanto, come dire, l'irruenza dell'informazione, è anche un problema di quantità, ma tutto questo è figlio di una necessità confusa nostra di fare mercato, no? E nella convinzione che allora il web sappiamo che funziona perché se ci mettiamo un certo tipo di cose abbiamo un certo tipo di accessi, se mettiamo informazione non ce l'ha, ma anche qui il web andrebbe fatto un altro discorso, cioè io vedo i siti nostri con cui poi ci misuriamo sul nostro territorio, fanno esattamente il nostro mestiere, non è che hanno aperto dei mondi radicalmente diversi per cui l'informazione arriva da altri canali, no, fanno i giri di cronaca nera come li fanno i nostri giornalisti, oppure nella maggioranza dei casi assorbono dai giornali, cioè dalla carta stampata, che rimane oggi il principale produttore di informazione, no? E credo anche per la televisione per certi aspetti, no? Perché è quello più strutturato per raccogliere informazione sul territorio. È questo tipo di informazione che secondo me va discusso. Noi abbiamo fatto una corsa micidiale, no? All'aumento delle pagine, alla rincorsa delle notizie di cronaca nera. È vero che, come dire, il male interessa più del bene, non c'è dubbio. Il problema è che noi abbiamo confuso questo male, no? L'abbiamo messo in un cesto gigantesco, lo frulliamo e lo buttiamo sul giornale, perché qualsiasi cosa vale una pagina, no? E poi, siccome poi ci innamoriamo anche di quello che vorremmo che fosse, non quello che esattamente è, poi ci mettiamo un po' del nostro, no? E diventa un po' di panna montata. Tutto questo, lo dico dall'ufficio marketing in questo momento, non vale nemmeno più sul mercato. No, è lo stesso mercato che ce lo boccia, non è un giudizio di qualità e di valore, no, quel tipo di informazione ormai il lettore, l'utente, ha stabilito che è un po' fuffa e quindi ci impone, secondo me, di cambiare registro proprio su questo. Io alla scuola insegno un'altra cosa, un giornalista non deve preoccuparsi del marketing, sbaglio, però così mi hanno insegnato e così dicono
i testi della nostra deontologia, io non mi devo preoccupare del marketing, non faccio il direttore, faccio un'altra cosa, non mi devo preoccupare di quello, mi devo preoccupare di trovare una notizia, controllarla e darla in maniera decente a una delle varie piattaforme che me lo portano fuori. Basta, il resto del lavoro lo farà qualcun altro. Non sono mica nato ieri, so benissimo che poi bisogna vendere il giornale, fare in modo che la televisione venga vista, che il sito venga visto, però una volta ragionavamo e parlavamo, c'era un conduttore in Rai che non era proprio bello, e allora una collega dice beh, io sono più bella, lo faccio io e ci sarà più gente che mi guarda, e uno le ha risposto, e magari se ci vai un po' scollata ti vedranno ancora di più, e magari fa quell'altro, se ci mettiamo un culturista con i muscoli di fuori, cioè, ma ragazzi, no, l'informazione va data per quello che è, punto e basta, il resto sono mestieri che vanno fatti in un'altra maniera. Io proprio mi rifiuto, la pubblicità non mi interessa. Non è che sono uno che viene da un altro mondo, però quando faccio informazione, se mi preoccupo del marketing e della pubblicità, non faccio più bene il mio lavoro, o comunque faccio un altro lavoro. Scusate, questo è un pensiero, è un'opinione, no, non è tanto astratta, perché i diritti e i doveri del giornalista, sanciti dalle nostre regole, dicono questo, non è che me la sono inventata. La pubblicità la fa l'ufficio pubblicità, se poi non è più così me lo dite, allora a tutti gli allievi della scuola dirò: guardate che avete un direttore che fa schifo perché non lo sa, i testi sono sbagliati, però non sono, io i nuovi non li ho letti ancora. Un po' astratto, nel senso che non è che tu debba fare pubblicità, ma che tu debba tenere presente di quelli che sono gli argomenti che possono attirare o non attirare. È vero che tu in teoria, diciamo, ma che sia un maschio brutto o una donna, è meglio una donna bella che sia anche capace professionalmente, cioè non possiamo fare i manichei, anche perché viviamo in un mondo di concretezza e di robe. Detto questo, poi dopo dico, noi giornalisti siamo conservatori. Faccio un piccolo esempio. Succede sempre che quando si gioca a scopone si vengano distribuite delle carte, no? Nel 90% dei casi tutti si lamentano: che carte mi hai dato, robe così. Se chi dà le carte dice: vabbè, aspetta, rifacciamo, c'è sempre qualcuno che dice: no, vabbè, ormai che me le hai date le carte, le voglio tenere, perché magari ha l'asso che voleva nascondere. In sostanza, anche in questo bisognerebbe avere quella capacità di intuire che o ci mettiamo in discussione anche noi un pochino di più, perché sennò a lamentarci tutto il mondo è colpevole, noi siamo vittime del lavoro schiavizzante, eccetera, eccetera, forse non ci muoviamo da dove siamo. Ecco. Avete delle domande? Perché abbiamo raggiunto l'orario in cui ci cacciano, e perciò la discussione sarebbe dovuta proseguire, ma poi sarebbe diventata anche noiosa. Io ringrazio i direttori che sono rimasti: Draghi, della Voce di Rovigo, Basso, Antenna 3, Gioia, TG3 Veneto, Marson della Tribuna, e dici di che... non riesci a mentire. No. È unnews.it. E se volete sapere, mi pare che lo fai per Bruxelles, no? Lo faccio da Bruxelles. Perfetto, sì, credo che sia il caso di darci un'occhiata, io stasera ci do un'occhiata. Ecco. Allora, buonasera a tutti, divertitevi.